è indecoroso una persona che si siede in un angolino a consumare un misero pasto. Non lo so, per me è una dignità che va rispettata e non fargli una legge che lo vieti. Franco Cestaro, 63 anni, orese in pensione, monumento vivente alla venezianità, annuncia così la sua disobbedienza al regolamento comunale che vieta di consumare cibi e bevande seduti sul suolo pubblico. Da 3 giorni si presenta a mezzogiorno in punto in campo San Trovaso per mangiare un panino o un piatto di pasta seduto sui gradini della riva. Continuerò incurante delle multe, promette, fino a quando il comune non ritirerà questa norma, inaccettabile al di fuori di casi particolari come Piazza San Marco. Io credo che sia una legge inumana. E poi non tiene conto che ci sono migliaia, proprio migliaia in tutta la città ovviamente, di studenti, di operai che si portano il cibo da casa, fanno una pausa alimentare, non un bivacco come sostengono. Un bivacco è la tenda, un bivacco è farsi il fuoco. No, è una pausa alimentare che questa gente fa per risparmiare, fa per mantenersi agli studi. Puntuali i vigili si sono presentati a multarlo giovedì mattina, guidati dal comandante Marco Agostini in persona. Oltre a quella per il panino en plein air con frittata di cipolle, Franco si è guadagnato una sanzione per aver portato a spasso senza guinzaglio il suo cane Ginger. Non pagherò, assicura, e citerò in tribunale come testimoni tutti gli agenti presenti. Io credo che mangiarsi qualcosa sia dignitoso, che debba avere il rispetto e la dignità di una persona. Invece sui social e anche su qualche giornalaccio sono trattati come criminali. Le leggi moralmente ingiuste si possono disubbidire e contestare, ricorda Cestaro. Invito chi lo vorrà a partecipare a questo presidio contro una norma scorretta e discriminatoria. Venezia è sempre stata una città aperta, tradizionalmente, storicamente parlando. Era una città aperta ad ebrei, a negri, a schiavoni e non è giusto che per pochi, perché alla fine sono pochi, cialtroni venga trasformata in una città razzista, in una città che vieta il genere umano.